Buongiorno e benvenuti a tutti quanti. Ci vuole collaborazione anche perché le campane mi sovrastano. Buongiorno e benvenuti a tutti quanti a nome del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto, del Rotary Club Conegliano e anche della nostra sezione giovani Rotaract Conegliano Vittorio Veneto. Ecco, con oggi i concerti meridiani entrano nella loro modalità ordinaria, quella di concerto breve ma non per questo meno intenso, meno emozionante. E a questo proposito invito tutti quanti a prendere questo attrezzo che tutti teniamo sempre con noi, a spegnerlo e a dimenticarselo per mezz'ora. Sicuramente ne avremo tutti un beneficio, ne avrà beneficio la musica e potremo sentire bene tutto quello che viene eseguito qui dalle nostre interpreti di stamattina, che sono Aliona Pradal e Elise De Pizzol. Ne avrà un beneficio la musica, ne avrà un beneficio il nostro ascoltare e anche il vicino. Lascio adesso la parola all'assessore Brugioni per il saluto da parte del Comune che ci offre il suo graditissimo patrocinio e poi daremo inizio al concerto. Grazie. Stai qua con me? Buongiorno a tutti, senti con me, vieni qua. Allora, buongiorno a tutti, intanto mi scuso per una cosa, purtroppo il brutto tempo della scorsa settimana ha fatto venire giù il telo. Avevamo chiesto agli operai di intervenire, ma credetemi è stata una settimana abbastanza nella rincorsa di quelli che sono stati i problemi che ha creato il maltempo. Ci scusiamo perché avevamo creato questo bel telo, tra l'altro offerto dal Rotary, che nascondeva un po' questa vegetazione incolta. Noi vi ringraziamo, voi ringraziate il Comune, ma noi ringraziamo una bellissima iniziativa perché valorizza i giovani, e valorizza la musica, ma valorizza soprattutto i giovani. E poi sono quei concerti che ho visto un progetto interessante perché ogni domenica mezz'ora di musica e credo che questo sia una bella cosa per tutti noi. Quindi il Rotary è sempre attivo, un Rotary che ha appena anche inaugurato il laboratorio di prossimità e che sta già dando i suoi benefici, quindi io direi di fare veramente un applauso al Rotary, un club service che fa molto per il
aspettiamo domenica prossima, stessa ora, stesso posto stavolta, perché l'altra volta mi sono dimenticata di dirvelo, ma stavolta il posto rimane uguale. Ecco, io ricordo una cosa, i musicisti, le musiciste oggi, i musicisti che di volta in volta si alterneranno, fanno anche loro un service, nel senso che non sono ragazzi che ricevono una remunerazione, lavorano per la diffusione della musica, per il buon nome della loro scuola. Quindi invito tutti ad essere generosi, non solo negli applausi, ma anche nei contributi volontari, perché il progetto è un progetto collettivo, non è il Rotary che fa il bene, è tutta la collettività che fa il bene al fine di dare alla musica, al suo ascolto, una possibilità in più e anche ai giovani musicisti di far conoscere le loro abilità. Quindi, ecco, siate generosi. Grazie.